Vittoria esterna del Carbonia contro un buon Villassor, 3-2 il risultato finale che permette alla squadra di Piras di rimanere sulla scia della capolista San Marco. Padroni di casa comunque autori di una buona prova contro i più quotati avversari. Buon avvio di gara dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio al quarto e al 12° con Mingoi e Mura. E il Carbonia però al 25° a passare in vantaggio grazie ad un contestato calcio di rigore trasformato con freddezza da Sanna. Il Villassor rimane comunque in partita e al 33° perviene al pareggio con Piras bravo ad insaccare sotto porta su assist di Contu. Più deciso il Carbonia nella ripresa, al 12° nuovo vantaggio dei minerari grazie al neoentrato Milia che con un rasoterra a fil di palo da appena dentro l'area batte il bravo Palla. Ancora Milia sugli scudi al 20°, bel traversone per Lazzaro che ben appostato in area con il piattone sigla la terza rete. Il Villassor non si arrende e riapre la gara al 33° grazie ad un bel colpo di testa di Piras sugli sviluppi di una punizione calciata dalla destra. Ultimo sussulto al 38° con Mingoia che su punizione coglie l'esterno della rete, forcing finale dei gialloblu senza esito. Per quanto riguarda le altre due formazioni sulcitane, notte fonda sia per la Montepone Iglesias che per il Carloforte. Gli iglesienti sconfitti in casa dal Seulo per 2-1, con 2 gol di Boi nei primi 6 minuti i barbaricini sbancano Iglesias. Accorcia Dessì al 21° ma la Montepone deve mangiarsi le mani per i 2 rigori falliti nella ripresa ad opera di Flumi e dello stesso Dessì. Carloforte in piena crisi nonostante il cambio dell'allenatore in settimana, gli uomini di Comparetti umiliati a Selargius con un secco 4-1, si decide tutto nella ripresa, Luxoro apre il vantaggio per la formazione carlofortina, poi Callai, Frau, Minerva e Fenu mettono sottoterra un Carloforte davvero inguardabile in questa stagione.